La legge è una legge quadro, prevede un nuovo modo di dare risposte ai bisogni degli anziani, nel senso che ricreando un principio di comunità. E oggi abbiamo tanti anziani che vivono soli, lontano dai loro figli, che spesso abitano in altre città o all'estero. Abbiamo anziani che hanno bisogno di compagnia, hanno bisogno di un piccolo grande aiuto, tant'è che c'è il fenomeno delle badanti, degli assistenti familiari che sta dilagando sempre di più. Ebbene, noi vogliamo invece fare in modo che questi anziani possano mettersi insieme, possano esserci una famiglia che in maniera regolata anche da una convenzione, sotto la vigilanza del pubblico, delle istituzioni, quindi della regione o dei comuni o dei servizi sociosanitari, possono vigilare, creare un contratto tra una famiglia che li accoglie e degli anziani che decidono di andare a vivere con questa famiglia. Quindi si crea una comunità allargata, ecco, e una specie di affido, o meglio un autoaffido dell'anziano concordato. Questo presuppone la possibilità per una famiglia che fa una scelta di vita anche forte, che va formata, individuata, e di poter accogliere delle persone le quali corrispondono parte della loro pensione, delle loro entrate, lo danno alla famiglia che li accoglie, tale famiglia poi vivono insieme a questa famiglia, convivono con i figli, cioè si crea una nuova comunità, quindi si recupera anche il valore della famiglia allargata, quindi dell'intergenerazionalità, quindi giovani insieme a anziani, insomma si migliora la qualità della vita per l'anziano, si abbattono i costi perché stando insieme ci sono meno bollette, meno spese, si vive meglio. Ecco, il pubblico si mette a supporto, a servizio, qualora ci fossero dei bisogni particolari, che non basta la presenza, la comunione diciamo del familiare, dove c'è bisogno anche di un'assistenza sociosanitaria, ecco che il pubblico può integrare con delle risorse, con supporto questa famiglia.